A Valvasone l'assemblea dei borghi più belli d'Italia, come fidelizzare i visitatori e come farne motore di crescita. Il borgo di Valvasone Arzene ospita i rappresentanti dei borghi più belli d'Italia per la loro assemblea annuale. Sentiamo Natascia Gargano. Custodi di bellezza e laboratori di resistenza. 250 delegati dei borghi più belli d'Italia sono riuniti a Valvasone per la 25esima Assemblea Nazionale della Rete, che riunisce 375 comuni italiani, 15 in Friuli Venezia Giulia. Significa stare all'interno di un'istituzione che rappresenta 1.200.000 abitanti, che promuove l'Italia a livello internazionale, dando il senso di quello che è la bellezza della vita nei piccoli borghi, quindi diventando attrattivi per quel turismo lento che piace sempre di più ai turisti che vengono da tutto il mondo. Grandi successi, 23 milioni di pernottamenti nel 2023, ma anche grandi sfide, la principale lo spopolamento. È una questione che noi stiamo sottoponendo sia ai governi regionali che nazionali perché impostino una strategia a medio e lungo termine per affrontare queste questioni che sono legate alla mancanza di servizi essenziali nei borghi che via via si stanno perdendo, quindi servizi sanitari, scolastici, banche, uffici postali e quant'altro, ma soprattutto permettere alla gente che vi abita di raggiungerli facilmente e anche impostare un ragionamento sulla creazione, la possibilità di creare nuovi posti di lavoro per i giovani utilizzando anche le nuove tecnologie. Dall'Assemblea la proposta al Comitato delle Regioni e al Governo nazionale dell'istituzione di un tavolo permanente sul tema.